Possiamo iniziare, ci siamo tutti, quindi di nuovo bentornati e tornati per chi c'era già e benvenuti e benvenute per chi invece non era presente al primo incontro. In particolare appunto benvenuti a C8 Dettori. C8 mi hanno detto oggi un po' poco rappresentato, ma ci accontentiamo. I migliori saranno qua sicuramente. Io ho fatto il C8, quindi sono un po' offesa in realtà per questa cosa. Comunque. Quindi oggi abbiamo il secondo incontro della prima fase del progetto IDEAS, un incontro che appunto sarà moderato dalla dottoressa Francesca Loi. Gli speaker oggi sono Matteo Fluveri, che è un esperto di fisica teorica, in realtà è anche di didattica della fisica, poi vi spiegheranno meglio nel dettaglio loro, e la professoressa Roberta Ocita, che ringraziamo per essersi prestata a questo progetto. Non vado oltre, vi lascio la parola e niente, buon ascolto. Grazie Claudia, come dicevamo questo è il secondo incontro di quattro incontri che abbiamo chiamato Ideas to Chat, perché l'idea è quella di chiacchierare con voi su temi che riguardano temi un po' ad ampio respiro. Oggi parleremo di filosofia e scienza, in particolare della nuova concezione di scienza di Thomas Kuhn, e con me dimenticavo, questo evento è stato reso possibile, ringraziamo tutte le scuole coinvolte, il Pacinotti, il C8 e Dettori e la Fondazione di Sardegna. Adesso presento brevemente la prima speaker, che è la professoressa di filosofia Roberta Ocita, professoressa all'Istituto Dettori. Ha iniziato quest'anno ed ha un curriculum di tutto rispetto, perché si è laureata in filosofia, scusate, è l'abitudine, perché di solito devo presentare fisici, non mi capita mai di presentare filosofi. Si laurea in filosofia a Cagliari con una tesi incentrata appunto sulla figura di Thomas Kuhn, quindi è un'esperta. Ha preso anche un master a Londra al King's College in filosofia, con una tesi in filosofia della mente. E al King's College ha approfondito anche altre tematiche, per esempio la metafisica, la logica e l'epistemologia. Un'altra informazione interessante su Roberta è che anche l'ha diplomata al conservatorio in pianoforte, quindi insomma avrebbe molto da dirci non solo di filosofia ma anche di musica probabilmente. Ora le lascio la parola perché inizierà lei con una introduzione di 10 minuti sulla vita e la teoria di Thomas Kuhn. Prego. Allora, salve a tutti. Non sono abituata al microfono, speriamo che riusciate a sentirmi bene. Allora ragazzi, io ho preparato queste slide cercando di conciliare la sintesi con la chiarezza. Quindi quello che farò, a parte dirvi proprio due parole su Pietro Mascun, vi proietterò una slide dove ho fatto una sintesi della concezione classica della scienza e poi una seconda slide dove invece andiamo a vedere la nuova concezione della scienza di Kuhn. Ho cercato di sfoltire il più possibile, fare quasi una radiografia, no? delle due visioni, quindi cercando di lasciare il più possibile le cose tecniche non indispensabili al di fuori delle slide. Allora, intanto Thomas Kuhn nasce come fisico ed è un fisico, cioè la sua vita siamo in pieno Novecento, è morto negli anni 90, quindi lo sottolineo il fatto che sia nato come fisico statunitense. Poi lui si avvicina alla storia della scienza un po' per caso ed è così che praticamente cambia mestiere, cioè diventa storico della scienza e poi filosofo della scienza. E ha scritto due opere che sono entrambe bellissime, una è La rivoluzione copernicana e poi l'altra è il capolavoro, diciamo, di filosofia della scienza, cioè La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Essendo un fisico di formazione ed essendo
di lingua inglese sono entrambi chiarissimi, 2 libri, quindi potreste, se aveste curiosità, leggerli tranquillamente. Allora, detto questo, io passerei a darvi appunto una visione complessiva di quella che era la concezione tradizionale della scienza. Voi potete pensare a Galileo, poi nel Novecento questa visione è rappresentata soprattutto dal neoempirismo o positivismo logico. Allora, fondamentalmente in cosa consiste? Un modo chiaro per vedere la differenza tra i 2 approcci è tirare in ballo la legge di Hume. Questa legge vieta di inserire, di inferire degli asserti normativi da asserti descrittivi. Ai ragazzi che frequentano una classe di filosofia in realtà dovrebbe essere familiare questa distinzione, che spesso è rappresentata con distinzione tra il piano dell'essere o il piano descrittivo, quindi il piano della realtà, e il piano del dover essere, cioè quello normativo. Ecco, questi 2 piani, secondo la legge di Hume, vanno tenuti distinti. Come si traduce questo per il filosofo della scienza? Si traduce nella separazione netta tra il contesto della scoperta e il contesto della giustificazione. Quindi un conto è il contesto della scoperta, cioè dove le teorie scientifiche vengono prodotte. Questo contesto è di interesse per lo storico della scienza ed è un contesto dove agiscono elementi soggettivi, idiosincratici, elementi, fattori di natura economica, culturale, e quindi diciamo non è totalmente razionale. Non esiste un algoritmo della scoperta, no? Cioè non esiste un protocollo che lo scienziato può seguire per fare delle scoperte. Quindi il contesto della scoperta riguarda lo storico della scienza. Il filosofo della scienza fa un'altra cosa, e cioè si interroga su quali sono le condizioni di validità delle teorie scientifiche. E a questo punto, che cosa dice la concezione classica? Dice che la discriminante è il principio di verificazione, cioè una teoria è scientifica quando è empiricamente verificabile e quando è verificata. Ora, l'uso del principio di verificazione porta con sé degli assunti filosofici impliciti che possiamo chiamare realismo e verità assoluta. In questa sede per realismo potete intendere questo: i dati empirici sono neutri, cioè sono totalmente indipendenti dalla teoria. Quindi quando cambia la teoria, perché c'è stata una rivoluzione, non so, pensate al passaggio dalla fisica di Newton a quella di Einstein, i dati empirici non cambiano perché sono visti come oggettivi. Ciò che cambia è solo la teoria. Il secondo assunto è pensare di avere a disposizione il concetto di verità assoluta, che quindi le teorie scientifiche, secondo cui le teorie scientifiche sono vere in senso assoluto. Una volta, no, che è stata scoperta una verità, quella sarà per sempre. Questi sono 2 assunti che operano in questa visione tradizionale della scienza. A questo punto possiamo passare a Kuhn. Allora, Kuhn rigetta la legge di Hume e sostiene che i 2 piani, il piano descrittivo, cioè il contesto della scoperta, e il piano della giustificazione, cioè il contesto
cioè il piano della giustificazione, cioè il piano normativo, cioè il contesto della giustificazione, si intersecano, non sono separabili. Come possiamo diciamo, difendere la ragionevolezza di questa posizione? Dicendo quello che lui dice in una delle sue opere, e cioè che la scienza reale rappresenta l'esempio più alto che noi abbiamo di comportamento razionale dell'uomo, cioè il meglio che abbiamo. Ma allora, se i nostri modelli astratti di razionalità non sono soddisfatti dalla scienza reale, Kuhn dice dobbiamo cambiare questi. Quindi il suo approccio, ragazzi, lo possiamo definire naturalistico, che vuol dire semplicemente questo. Così come lo scienziato approccia la natura presupponendone l'esistenza di un ordine oggettivo razionale, così fa il filosofo della scienza e lo storico della scienza. Quindi l'obiettivo di Kuhn è individuare come funziona la scienza reale, cioè qual è la dinamica reale della scienza. E quindi, ecco perché lui, prima vi ho detto, nasce come fisico, poi casualmente si avvicina alla storia della scienza ed è proprio studiando la scienza del passato che lui arriva a rivoluzionare la concezione della scienza. Che adesso vi sintetizzo brevemente. Allora, secondo Kuhn, la scienza passa attraverso queste fasi, ciascuna disciplina scientifica. C'è una prima fase che è quella delle scuole in competizione. Questa è una fase in cui, benché, come dire, i soggetti sono scienziati, però quello che producono ancora non è scienza nel senso pieno del termine. Potete pensare alle scuole, non so, alla psicologia. La psicologia vede ancora oggi, è una scienza, però non ha ancora la maturità di una scienza come la fisica. Da cosa lo capite? Dal fatto che ci sono tanti modelli, tante scuole in competizione, appunto, tante spiegazioni alternative della psiche e anche dell'approccio terapeutico. Ecco, invece la seconda fase è quella che chiama scienza normale. Che cosa intende per scienza normale Kuhn? È il momento in cui all'interno di una disciplina si afferma un paradigma. Quindi un paradigma lo possiamo pensare come una teoria o come una costellazione di teorie. Non so, ad esempio, pensate alla fisica di Newton. Quindi la fisica di Newton è un paradigma, oppure alla fisica di Einstein, oppure per andare in un campo un po' meno ostico per chi non è un fisico, potete pensare al modello aristotelico-tolemaico in astronomia, che poi, come probabilmente avete già studiato, viene sostituito con la rivoluzione copernicana dal modello eliocentrico, no? Ecco, questi sono due paradigmi diversi. Quindi la scienza normale è vista come attività di soluzione di rompicapo, adesso vi spiego brevemente cos'è il rompicapo, all'interno di un paradigma. Il paradigma non viene messo in discussione. Che cos'è un rompicapo? Avete presente le parole crociate o i puzzle? Cosa hanno di caratteristico? C'è la certezza della soluzione. Noi sappiamo che c'è una soluzione e che dobbiamo trovarla stando dentro certe regole. Questo è il lavoro che fa lo scienziato nella fase di scienza normale. Non mette in dubbio i fondamenti della sua disciplina, ma cerca di risolvere il rompicapo. Allora, quando entra in crisi un paradigma? Quando si presentano una o più anomalie significative. Cos'è un'anomalia? Un'anomalia è qualcosa che disattende le previsioni della teoria. Ora, non basta
una qualunque anomalia per mandare all'aria un paradigma. Bisogna che l'anomalia o le anomalie siano molto significative. Allora si apre una fase che Kuhn chiama scienza straordinaria, e che qui sì, una parte degli scienziati iniziano a mettere in discussione il paradigma e a provare altre strade. È quello che ha fatto Copernico, quando, cercando di risolvere l'anomalia del moto, mi pare che fosse quello di Marte, che non tornava, cioè l'osservazione di dove il pianeta si trovava in quel certo momento dell'anno non corrispondeva mai alla previsione. Ora, per 2000 anni gli astronomi avevano cercato di perfezionare il modello. Copernico ha avuto l'apertura mentale per pensare che forse era sbagliato. E quindi, vedete, la rivoluzione scientifica approccia ad un cambio di paradigma. A quel punto inizia un'altra fase di scienza normale. Allora, io chiudo questa mia presentazione facendo notare 3 cose, che sono gli assunti filosofici di questa seconda visione della scienza. 1. È saltato il concetto di verità. Non abbiamo più una verità assoluta, possiamo parlare solo di verità all'interno di una teoria. 2. Il carattere teorico dell'osservazione, cioè non esiste un dato empirico oggettivo, il dato empirico è carico di teoria. Poi magari dopo questo possiamo rivederlo eventualmente. E poi la conseguenza forse più nota, ma che è legata dalle altre 2, però un termine molto noto della filosofia della scienza di Kuhn, è l'incommensurabilità dei paradigmi. Cioè i paradigmi sono incommensurabili. Quindi a questo punto naturalmente è lecito chiedersi se questa visione non distrugga il concetto di progresso scientifico. Io mi fermerei qui per dare spazio a tutto il resto, insomma. Allora ragazzi, dico solo una cosa. Che figura è secondo voi? Allora, quanti vedono un coniglio? Alzate la mano. Alzate la mano. Quanti vedono un coniglio? Una sparuta minoranza. Quindi vuol dire che la maggior parte vede l'anatra? Ok, questo ci dà un'idea, penso Roberta. Ragazzi, un attimo di silenzio, so che questa anatra barra coniglio vi ha triggerati, però. Ragazzi, dobbiamo continuare, dai. Per favore, grazie. Allora, la professoressa aveva preparato queste 3 slide anche per discutere di questo aspetto della nuova concezione di Thomas Kuhn. Però visto che i tempi sono stretti e l'idea è quella di parlare con voi, adesso andrei a presentare Matteo Tuveri, che è un ricercatore presso l'Università di Cagliari, Dipartimento di Fisica. Anche lui ha studiato a Cagliari, poi si è spostato a Torino ed è tornato a Cagliari, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica teorica. Attualmente fa sempre ricerca, ma si occupa di voi, perché Matteo si occupa di didattica della fisica, ossia di capire quali sono le migliori metodologie da utilizzare a scuola per aiutarvi nell'apprendimento, ok? Quindi vi deve stare un sacco simpatico Matteo Tuveri. Dunque si occupa anche di divulgazione e nelle chiacchierate preliminari a questo incontro abbiamo scoperto che noi 3 abbiamo un filo conduttore, perché siamo tutti e 3 amanti della musica. Infatti Matteo è anche un chitarrista, questo per abbattere un po' i preconcetti che ci sono sulle scienze dure, sul fatto che uno non può avere una vena artistica magari anche trattando di fisica o di matematica, eccetera, eccetera. Ora mi taccio, cedo la parola a lui che parlerà di paradigmi e rivoluzioni, le domande fondamentali della fisica. Grazie mille Francesca, grazie mille Roberta.
Così si fa, giusto, l'applauso ci sta sempre. Grazie mille a voi di essere qui oggi per passare un po' di tempo con noi. Qualcuno di voi forse mi avrà già visto, si sarà anche stufato della mia faccia costantemente a scuola, però io ho deciso di abbandonare, tra virgolette, l'interesse più nudo e crudo, quello che gira nelle cellule del mio midollo verso la fisica teorica, per dar spazio al senso sociale della scienza, quindi dedicarmi completamente agli altri, quello che è la restituzione. E nel fare questo processo ho riscoperto quello che già pensavo di conoscere, che in realtà non avevo capito minimamente. Cioè, tutto quello che si impara a scuola, che si impara poi all'università, che sembra essere confinato sempre dentro alcuni confini, appunto, molto precisi. Abbiamo delle categorie, oggi abbiamo fisica, domani abbiamo matematica, poi c'è la filosofia, poi c'è la storia, la letteratura e così via. Ci sembrano dei cassetti che all'occorrenza possiamo aprire e usare, il cui contenuto usiamo per risolvere questioni che ci vengono messe così, che ci vengono poste. Invece poi, quando uno si fa un'opera di destrutturazione per ristrutturarsi, che è un po' l'operazione che fanno tutti coloro che si occupano di didattica, per capire perché gli altri non capiscono, capire perché gli altri capiscono e come lo fanno, hanno la necessità di riscoprire che quei cassetti in realtà sono un unico cassetto che va sotto la forma, sotto il nome di sapere, che a seconda poi dei casi può prendere tante strade. Può piacerci di più la fisica, cioè può piacerci indagare i fenomeni intorno a noi, può piacerci scrivere, e quindi costruire, creare, inventare. Creare e inventare sono parole che fanno parte anche della scienza, badate bene. E all'interno di questi paradigmi concettuali che noi abbiamo si inseriscono le rivoluzioni concettuali e la fisica, unitamente alla filosofia, alla storia della scienza, sono in realtà parte del sapere umano, parte dell'evoluzione dell'essere umano. E nelle varie fasi dell'essere umano hanno avuto varie sfaccettature, ma per quanto riguarda perlomeno la fisica, ci sono delle costanti, non soltanto costanti naturali, la velocità della luce, la costante di gravitazione universale, la costante di Planck che ci dà una misura di quanto è discreta la materia. Ci sono 3 domande, perché di fatto la fisica fa quello, si pone delle domande, cerca delle risposte. Molto spesso abbiamo molte più domande di quante risposte riusciamo a ottenere, ma 3 domande hanno di fatto guidato l'essere umano nel cercare di indagare ciò che ci circonda. Quali sono queste 3 domande? Le vediamo volta per volta. Cerco di passare da un estremo all'altro, perché chiaramente non c'è modo di indagarle tutte. E capirete perché in realtà mi pongo proprio in continuità con quello che ha detto Roberta. Perché di fatto da queste 3 domande, paradigmi e rivoluzioni, sono all'ordine del giorno. Partiamo dalla prima. Come è fatta la materia? Questa è una di quelle domande che ha coinvolto il pensiero delle persone fin dall'alba dei tempi. Possiamo citare un po' di persone a caso: Aristotele, Democrito, Lucrezio, Anassimandro, Anassagora e così via, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi proprio in questo gioco di paradigmi e rivoluzioni vi mostro soltanto 2 dei massimi paradigmi e 2 delle massime rivoluzioni. Allora, quella alla vostra sinistra, anche la mia sinistra ovviamente, è un po' il modello aristotelico di come è fatta la materia. Ci sono gli elementi, alcuni elementi fondamentali che sono acqua, poi aria, ok, fuoco, poi terra, e poi aria, forse abbiamo già, e poi c'è quest'altro elemento che è rimasto lì a pervadere non solo le menti degli esseri umani, ma anche l'universo fino al 1898, che è l'etere, che è quell'elemento superiore che doveva essere un po' la trama dello spazio-tempo dentro il quale tutto doveva muoversi e a cui tutto faceva riferimento, in un'idea così un po' teologica dell'universo.
Allora, questi elementi sono fondamentali perché da un'immagine, da una rappresentazione, che anche questo è importantissimo, perché anche noi quando studiamo e quando impariamo la fisica a scuola abbiamo delle rappresentazioni, abbiamo delle immagini del mondo, che sono dovute alla nostra esperienza e su queste costruiamo un'immagine che vuole essere un modello, fino a poi arrivare alle teorie. Allora, all'interno di questa rappresentazione del mondo c'è in realtà parte anche di un'altra domanda che vedremo tra poco. Abbiamo gli elementi, gli oggetti sono fatti di questi elementi in proporzioni variabili, a seconda della loro proporzione stanno in determinati luoghi dell'universo. Possono stare a terra, possono stare in aria, possono stare nella via di mezzo e così via. Abbiamo poi la visione democritea, quella per cui la materia è composta da atomi, che nella sua visione erano elementi indivisibili, ripresa più e più volte. Oggi potremmo dire, col senno del poi, che la visione democritea ha vinto su quella aristotelica, perché qual è l'immagine che noi abbiamo? Che cosa sappiamo noi oggi del nostro universo? Sappiamo che lo possiamo guardare su differenti scale, cioè differenti grandezze, misure. Possiamo partire dagli oggetti macroscopici, le stelle, i pianeti, le città, e andare via via zoomando all'interno della materia nella sua struttura più intima. Arrivare fino alle componenti che sono cellulari, come questa che vedete in video, andare ulteriormente dentro le cellule e osservare poi i mitocondri, osservare il DNA, osservare tutte le trasformazioni che avvengono nelle cellule. Qui siamo nell'ordine di micron, quindi milionesimi di metro. Andare poi a vedere come è fatto il nostro DNA, fino all'atomo, decine di miliardi, miliardesimi di metro. E l'atomo, che era pensato indivisibile, in realtà abbiamo capito a fine 800 essere composto da elettroni e poi nel primo trentennio del Novecento protoni e neutroni. E protoni e neutroni sono a loro volta composti da quark. Uno potrebbe dire, ma allora cos'è? È un effetto matriosca, no? C'è sempre qualcosa dentro qualcos'altro. Tullio Regge, che è un fisico del Novecento, ha riproposto questo tema. Arriveremo ci sarà una fine di questo effetto matriosca. Vedrete anche la prossima volta, nel prossimo incontro, questi due incontri, quello di oggi e quello di giovedì, sono molto interconnessi, si va di nuovo in continuità. Vedrete che in realtà il concetto di misura non è affatto banale, ne parleremo anche oggi. Che cos'è la misura, che cosa osserviamo per davvero con la misura. Però, come vedete, qui non c'è nessun elemento fuoco, terra, aria. Il fuoco sappiamo essere composto da atomi, l'aria ugualmente, la terra ugualmente, cioè non sono elementi primari, principali, sono delle primitive di pensiero in qualche modo. E questo l'abbiamo scoperto nel corso dei secoli, ponendoci delle domande e cercando nuove strategie per rispondere a quelle domande. Strategie che mettevano insieme pensiero, modelli, teorie e soprattutto esperimenti. Questa è stata la grande rivoluzione, la prima grande rivoluzione di Galileo, che ha destrutturato per la prima volta, prima di lui, arriverò poi al punto, prima di lui qualcuno aveva già incominciato, ma Galileo con forza ha detto, ma io Aristotele lo devo conoscere molto bene, lo studio. Galileo ha cominciato a studiare in latino Aristotele per conoscerlo molto bene e dire, ma è davvero così come dice? Dobbiamo crederci o possiamo dimostrarlo? Questo è forse uno degli elementi che metto subito così sul piatto della bilancia per una discussione. Seconda domanda, se va avanti, facciamo andare avanti manualmente. Come si muovono i corpi? Allora, quella della dinamica degli oggetti è un'altra di quelle domande che ha creato davvero tantissime rivoluzioni. Al pensiero di Aristotele, quello degli elementi, è associato il movimento dei corpi, perché se un sasso va a terra quando lo lascio andare, è perché l'elemento principale di cui è fatto è l'elemento terra, che dal punto di vista esperienziale e empiricamente sta sempre giù. Se la fiamma va verso l'alto e non si invece spalma sul terreno, è perché ha una buona componente di elemento aria che le consente in qualche modo di andare verso il luogo naturale. Infatti Aristotele parlava di movimento naturale e si era anche inventato un espediente logico che in realtà ci guida ancora tutti i giorni nell'analisi di alcuni fenomeni fisici, che è quello dell'horror vacui, cioè la paura del vuoto. Il tutto nasce da una domanda. Se io ho una freccia e devo lanciare una freccia, nel momento in cui la freccia lascia la parte
della corda tesa, come fa a muoversi? Se per metterla in moto mi serve darle un colpetto, quando è in aria chi è che le dà i colpetti? E allora lui aveva trovato questo espediente concettuale, aveva fatto uno di quelli che Einstein potrebbe chiamare praticamente 2000 anni dopo un esperimento mentale, mal posto, direi a posteriori, e aveva pensato proprio che fosse l'aria che dalla punta andava dietro e la spingeva costantemente, perché la freccia, essendo fatta dell'elemento terra, doveva andare verso terra, non poteva stare in aria e non poteva stare neanche ferma, ovvero lo stato di vuoto. Questa è un'altra di quelle concezioni che noi abbiamo, che essere fermi significa assenza di qualcosa, invece essere fermi è la risultante di qualcosa. Quindi in questo esperimento malposto, che non si basava sull'esperimento alla Galileo, cioè faccio davvero le misure, aveva costruito un sistema di concezioni. E allora se da un lato appunto c'è Aristotele, dall'altro c'è Newton, che prendendo spunto da Galileo riesce a costruire il sogno di Galileo, quello di matematicizzare la natura, e scrive delle equazioni che rispondono a un'unica, di fatto grandissima idea, quella che tutti i corpi si muovono a causa dell'interazione gravitazionale, che Newton formalizza attraverso una formula che riguarda la gravità, che riguarda le masse dei corpi e la distanza reciproca fra i corpi, e da quella si può derivare tutto, tutti i movimenti possibili e immaginabili, perché di fatto la gravità è imprescindibile, c'è sempre. L'unico luogo dell'universo in cui non c'è la gravità è quello per il quale noi ci allontaniamo moltissimo dalla materia. Capisce anche che il moto dei corpi è sempre di natura parabolica. Se noi ne vediamo soltanto un pezzetto quando lasciamo andare il telefono e va a terra e lo vediamo in verticale, è soltanto perché quello è un piccolo pezzetto di una parabola, non abbiamo abbastanza spazio per vedere la parabola. Ma cosa succede? Che questo non è abbastanza, perché ci sono alcuni esperimenti che ci dicono che quello strumento concettuale, quella rappresentazione del mondo, non è sufficiente a spiegare tutti appunto i fenomeni. Fino alla fine dell'Ottocento si pensava che fossero le persone non abbastanza brave a utilizzare le leggi di Newton per descrivere il moto dei corpi, e quindi si passava il tempo a fare calcoli su calcoli, per esempio per cercare di capire come mai il pianeta Mercurio, nella sua rotazione intorno al Sole, non compisse un'orbita chiusa, ma ogni volta si spostasse poco poco. Allora, arriviamo a un altro punto fondamentale del come si muovono i corpi, Einstein. Einstein fa la stessa operazione di Galileo. Decide di studiare molto bene chi è arrivato prima di lui, di conoscerlo a menadito, perfettamente, e si pone la stessa identica domanda: ma come si muovono i corpi? Allora, la risposta non può essere la stessa che è venuta prima, perché se fosse stata la stessa di Newton avrebbe ottenuto gli stessi identici risultati. Lui fa una cosettina in più, utilizza un espediente che è quello dell'analogia, che è quello unitamente al pensiero trasversale, cioè quello di conoscere molto bene quello che è stato, inserire degli elementi che apparentemente non c'entrano nulla e costruire un nuovo strumento di pensiero, come l'ha costruito da un aneddoto, vado velocissimo, un aneddoto che è quello, magari qualcuno di voi lo sa, se non lo sa lo racconto, è quello di un muratore che mentre stava dipingendo una parete da un ponteggio, quindi a una certa altezza da terra, si sporge un po' troppo e cade. Cade a terra, non si sfracella al suolo, sopravvive. Questa notizia fa il giro un po' del mondo all'epoca intorno a Vienna, e un giornalista va all'intervista e gli chiede: ma cosa è successo? Com'è stato questo momento di caduta? E il muratore dice: mentre cadevo non sentivo il mio peso. Allora questo accende la creatività di Einstein e dice: ma vuoi vedere che accelerazione e gravità sono due facce della stessa medaglia? Da questa intuizione costruisce un sistema logico di piccole ipotesi, pochissime ipotesi, sono di fatto 3, le cui conseguenze però sono rivoluzionarie. Elimina il concetto di forza, non esiste, la gravità non è una forza, la gravità è il risultato dell'interazione, e ritorna questo termine costante, risultante, risultato dell'interazione. Tutto quello che ci accade è sempre frutto di interazioni, non è mai vero in assoluto, e anche questo si ricollega molto alle idee di Kuhn. E sulla base di questa idea che si basa appunto sull'interazione fra la materia e questo nuovo concetto che è un po' effimero, ma i cui risultati tangibili li possiamo misurare, lo spazio-tempo, capisce che gli oggetti si muovono come se fossero in una sorta di teleelastico, ecco l'analogia,
capisce che la caduta è un processo di moto, è come se voi vi muoveste all'interno di un imbuto, capisce che gli oggetti nel cielo noi li osserviamo in funzione di un'interazione, cioè se voi avete un sole tra voi e una stella lontana, non vedrete quello che vedete della stella lontana, non è l'immagine unica della stella lontana, sono immagini multiple, perché la luce vi sembra arrivare da più posti, proprio perché si spalma su questo tappeto, tessuto gravitazionale che è distorto. Teorizzano, come conseguenza di questa nuova teoria esistono oggetti nel cielo che sono stranissimi, la cui gravità è così forte che neanche la luce riesce a scappare da lì, per cui sono oscuri, e il moto dei corpi è completamente diverso. Da questa teoria emerge una nuova visione dell'universo che va contro i cerchi concentrici di natura teologica di Aristotele e va verso un universo che è zuppo, 100 miliardi di ammassi di galassie, al cui interno ci sono 100 miliardi di galassie, al cui interno ci sono circa 100 miliardi di stelle. Qua Francesca è molto più brava di me, ve lo sa raccontare in quanto lei è astrofisica e conosce molto bene questi aspetti, ma è un universo che al giorno d'oggi è vecchio di 13 miliardi di anni, quasi 14 miliardi di anni, e che è in continua espansione. E lo possiamo, come dire, rappresentare attraverso una visione matematica che deriva di nuovo dalle equazioni di Einstein, ma che ha, come questa foto, qualcosa di misurabile, osservabile, fino a questo modello che appunto è così, che dal Big Bang, da questo inizio misterioso che non si sa dove e come è accaduto, ci porta ai giorni nostri in varie tappe, e noi questo lo possiamo osservare, vedere e studiare. Quindi qua vi ho messo un po' una ricetta che chiaramente non è esaustiva di ingredienti rivoluzionari, che un po' ho citato e un po' ha citato anche Roberta. C'è il passato, conoscere molto bene il passato per costruire il presente e il futuro. Metterci dentro qualche ingrediente che sembra strano, come in tutte le ricette delle mamme, dei padri, delle nonne, dei nonni. C'è sempre quell'ingrediente, vi danno la ricetta, ma c'è sempre qualcosa che è in più. Pensiero trasversale, allenarsi all'interdisciplinarità, saper cogliere informazioni a destra e a manca che possono essere utili a costruire qualcosa di nuovo. L'intuizione che tutti i giorni in realtà, come dire, lavori in background, per esempio anche quando traducete un brano in latino, che vi sembra una cosa così strana, eppure è quel fiuto che, se guidato, può portare davvero a fare sintesi del passato e del presente, e farlo con metodo e con strumenti che nella storia della fisica ci sono sempre stati, cioè quello dell'analogia. Qua ho dato un po' di ingredienti che probabilmente serviranno adesso per il dibattito, per riuscire a mettere insieme quello che è stato detto prima del concetto di paradigma e del concetto di rivoluzione. Quindi 3 domande, tante risposte che cambiano nel tempo, nuovi paradigmi, nuove rappresentazioni del mondo che hanno bisogno di nuove idee, perché ognuna di queste rappresentazioni ha un inizio e una fine. E quindi da questa fine ci sarà un nuovo inizio che porterà a progresso. Grazie. Grazie Matteo, grazie Roberta. Allora, questa è la fase in cui apriamo il dibattito, quindi esatto. Adesso tocca a voi, quindi io provo a riassumere brevemente quello che hanno discusso Roberta e Matteo. Roberta si è focalizzata sulla figura di Kuhn e su cosa lui ha proposto, sulla visione della scienza secondo Thomas Kuhn, sottolineando poi come sono cambiati gli assunti filosofici, quindi il fatto che non esiste più una verità assoluta, ma c'è una verità relativa, il fatto che ci sia un carattere teorico nell'osservazione e anche l'incommensurabilità dei paradigmi. D'altra parte Matteo vi ha un po' fatto vedere quello che in qualche modo Kuhn ha vissuto, da cui ha preso spunto per mettere sulla sua teoria, perché queste sono le rivoluzioni a cui lui ha assistito. Stiamo parlando, giusto Roberta, di... È morto nel 1996, quindi chiaramente sì. Okay. Quindi è stato è stato un osservatore di tutte queste rivoluzioni. Avete domande o chiarimenti in merito? Se vi vengono, adesso io continuo a parlare perché faccio delle domande a loro, ma in qualsiasi momento potete intervenire. Hai una domanda? Ah, dai, fantastico.
Scusa, non avevo visto. Funziona? No. Ah, C'è. Allora, io volevo continuare una domanda alla quale la professoressa Alluso, che è quella, cioè Thomas Kuhn, come coniuga la sua tesi della frattura, quindi del discontinuismo tra scienza normale e scienza rivoluzionaria, con il progresso scientifico. questa è un'ottima domanda. Questa è da tesi. Sì. Allora, ti rispondo portando l'attenzione su due aspetti. Il primo è che benché il dato empirico sia a carico di teoria, cioè influenzato dalle nostre teorie, però non dipende solo dalla teoria. Per capire questo punto vi aiuta molto pensare a Kant. Penso che sono quasi tutte quinte queste. No, ok. Quarta e quinta, ok. Allora, però, lasciamo perdere Kant e pensiamo a questo. Da un lato, Kuhn distingue tra mondo degli stimoli e mondo dei dati. Il mondo degli stimoli è totalmente indipendente dal soggetto conoscente. Il mondo dei dati è inaccessibile, il mondo degli stimoli, cioè non possiamo vederlo direttamente, non possiamo averne una conoscenza diretta, però è dietro quello che noi vediamo, che viene chiamato mondo dei dati. Quindi lo scienziato, la teoria scientifica costruisce un mondo dei dati. Allora, i dati hanno questa duplice influenza, cioè da un lato c'è dietro il mondo degli stimoli che ha un'efficacia causale, dall'altro c'è la teoria scientifica. Questo cosa vuol dire? Che comunque, benché i dati empirici siano compatibili con teorie scientifiche diverse, non sono compatibili con qualunque teoria, cioè l'elemento empirico, benché carico di teoria, vincola la scienza, la orienta e anche la disattende, cioè disattende le previsioni della teoria. Quindi, in poche parole, il fatto che il dato empirico sia influenzato dalla teoria non significa che non possa anche comunque disattenderla, vincolarla, orientarla. È una sorta di realismo più debole, quello di Kuhn. La seconda risposta, e forse questa è più centrata rispetto alla domanda che hai fatto tu, è che secondo Kuhn, benché le teorie scientifiche siano definite come incommensurabili, questo non vuol dire che non sono confrontabili. Sono confrontabili alla luce di valori cognitivi come la semplicità, l'ampiezza della spiegazione, la plausibilità, ma soprattutto la capacità della teoria di definire e risolvere rompicapo. Cioè il progresso scientifico si mantiene, ma diventa non un accumulo progressivo di verità, perché questo ci abbiamo rinunciato, e neanche, come pensava Popper, un altro epistemologo del Novecento, un avvicinarsi indefinitamente alla verità. È un progresso strumentalistico, cioè noi mettiamo a punto delle teorie scientifiche che sono sempre più potenti per consentirci di risolvere problemi scientifici. Quindi si può salvare il progresso scientifico. Non so se Matteo vuole aggiungere qualcosa.
mi sono venuti in mente alcuni esempi da questo punto di vista che vanno in questa direzione, ma che portano all'estremo il nostro pensiero. E il caso tipico è quello del dibattito intorno alla meccanica quantistica fra Einstein e la scuola di Copenaghen, interpretata da Bohr. Perché Einstein si muoveva proprio in un'ottica di neopositivismo, nel quale, o nella quale ottica, esiste una realtà a prescindere da noi. Al fisico, ai fisici, spetta il compito di misurarla. Einstein era fermamente convinto che un elettrone esiste, punto. A noi spetta il compito di misurare le sue proprietà. Ed esiste lì, non accettava questa possibilità che le cose potessero essere in più punti dello spazio e del tempo contemporaneamente, sempre loro, e poi potessero cambiare in funzione del processo di misura. D'altra parte, invece, qual è la guida reale, almeno per quanto riguarda la fisica? La guida reale è sempre quella sperimentale. Mi è capitato di dire, perché forse anche il mio passato teorico un po' mi ha portato a queste riflessioni, che molto spesso, almeno in epoca moderna, la nostra mente riesce ad andare molto più veloce della nostra mano. Esistono una marea di teorie e di modelli che spiegano i fenomeni. È molto difficile avere in egual misura un numero di esperimenti che possano verificare quelle teorie. E soprattutto è cambiato qualcosa, che rispetto al Novecento, dove gli esperimenti si potevano fare su un tavolo così, e ogni giorno si scopriva qualcosa su come era fatta la materia, ora per poter scoprire come è fatta la materia, per poter indagare ancora di più il nostro universo, abbiamo bisogno di macchine enormi, tecnologia enorme, importante, ancora da sviluppare. E questo richiede tanto tempo. Nel frattempo, chi si occupa soltanto di aspetti teorici va, macina, anche senza quello che invece le persone del passato, quelli che hanno proprio creato queste rivoluzioni, hanno fatto: mettere insieme i dati sperimentali. Da lì si crea una nuova concezione del mondo. Perché l'unica nostra guida che abbiamo per poter indagare, misurare, è l'esperimento. Dopodiché creiamo rappresentazioni. A volte le rappresentazioni sono arrivate prima, ma perché c'era un'intuizione legata agli esperimenti. Questo è il caso, per esempio, di come i quark possono essere combinati per creare nuove particelle. E anche qui il pensiero trasversale. Gell-Mann si ispira alla filosofia dell'ottetto del Buddha, queste 8 prescrizioni che il Buddha dava per vivere una vita serena e giusta, e lui, ispirato da questo ottetto, costruisce una figura geometrica che di fatto è combinatoria. Se voi prendete 2 e lo elevate alla terza, vi viene 8. 2 sono i quark, combinate, prendendo tutte le possibili combinazioni dei quark, vi vengono 8 combinazioni differenti. Queste 8 combinazioni sono 8 particelle composte da quei quark. E lui ha detto: ma provate a vedere se con gli esperimenti trovate queste 8 particelle con questa massa. E sono state trovate. Quindi era una buona intuizione. Cosa poteva essere quella buona intuizione prima di un esperimento? Sempre è facile sempre parlare a posteriori. Poteva essere forse una di quelle prassi che nella fisica, soprattutto del passato, c'è stata tantissimo, delle ipotesi ad hoc, che sono quelle che non costruiscono paradigmi e rivoluzioni, sono quelle che spiegano soltanto alcuni fenomeni e lo fanno in maniera molto limitata. Per cui la meccanica quantistica, che dà un po' questo senso di estraniarsi dal mondo, nell'interpretazione invece di Copenaghen, ci dice tutto il contrario. Non esiste una realtà a prescindere da noi. Noi possiamo conoscere soltanto quello che misuriamo. E ogni qualvolta lo misuriamo, lo conosciamo in funzione dell'esperimento che abbiamo costruito per misurarlo. Quindi possiamo conoscere soltanto quelle proprietà che il nostro esperimento ci consente di vedere. Ed è stranissimo, perché noi come esseri umani macroscopici possiamo indagarci, possiamo toccarci, possiamo vederci, possiamo avere a che fare con tantissime proprietà. Mentre sembrerebbe che lì giù a scale molto piccole, si parla di milionesimi, di miliardesimi di metro, non sia così facile poter indagare tutte le proprietà contemporaneamente. E quindi come si crea un nuovo paradigma a quel punto? A quel punto serve una rappresentazione coerente, che abbia una struttura precisa, che si appoggi sui dati sperimentali e quindi sia in grado di spiegare quello che l'esperimento mi ha dato, ma deve avere anche un'altra caratteristica, che deve darmi delle predizioni misurabili. Quindi un nuovo paradigma, se mai ci sarà, deve essere in grado di contenere tutto ciò che è stato, ma di offrire anche degli elementi in più,
E quegli elementi possono essere verificati o falsificati a seconda della visione che uno vuole avere, se è popperiano falsificato, se non è popperiano verificato, che possono essere però fatti con gli esperimenti. Quindi questo progresso scientifico di fatto è un po' è intrinseco alla struttura stessa della scienza, del metodo che si utilizza della scienza per indagare poi i fenomeni naturali. Grazie. Ci sono altre domande? Con questa ce ne hai bruciato 2. Nel senso che questi sono aspetti importanti, il fatto che anche nel dato empirico c'è della teoria e quindi capire fino a che punto si può mettere in crisi una teoria. Questo era un aspetto importante che credo abbiano risposto in maniera esaustiva Roberta e Matteo. Forse posso aggiungere una cosa? Sì. Allora, la filosofia ci dà un termine che ci può aiutare, secondo me, a capire meglio, e cioè le teorie scientifiche hanno una loro ontologia. Quindi ci dicono che cosa esiste nel mondo e come si comporta quello che esiste. Quando si cambia paradigma, per esempio si passa, non so, dalla fisica aristotelica a quella di Newton o da quella di Newton a quella di Einstein, cambia l'ontologia delle teorie. Magari spesso c'è una certa continuità nel linguaggio, non sempre, però in parte ci può essere un linguaggio condiviso, però bisogna fare attenzione perché spesso in realtà gli stessi termini vogliono dire cose diverse. Per cui, ecco, Kuhn osserva questo, lui dice: se noi andiamo a valutare le teorie scientifiche dal punto di vista della loro ontologia, non c'è linearità, cioè non sembra che ci si avvicini sempre di più, no, a quella che potrebbe essere l'ontologia in sé, alla quale noi non abbiamo accesso. Per esempio, effettivamente questa è una cosa che io ho sempre letto nei testi di filosofia, spesso si legge l'universo di Einstein è più simile a quello di Aristotele, che per certi versi, che non a quello di Newton. Ecco, quindi se poi consideriamo che spesso, Matteo, mi pare di poter dire però con prudenza, ciò che esiste, che la fisica ci dice che esiste nel mondo, noi non è che lo vediamo direttamente. E quindi in realtà usiamo un modello teorico, ecco, quindi sono modelli teorici, cioè le ontologie dei vari paradigmi sono fatte di modelli teorici. Com'è realmente il mondo in se stesso? Noi non lo sappiamo. Però se funzionano meglio, no? Per quello che dicevo, il progresso scientifico si salva. Se le teorie sono più potenti, ci consentono di capire più cose, di spiegare più fenomeni e anche di supportare magari una tecnologia ancora più avanzata, e allora è lì che sta il progresso. Però dobbiamo rinunciare all'idea della verità, capito? Della verità come corrispondenza, cioè che noi vediamo il mondo com'è. Questo direi che ormai è una presa di coscienza irreversibile. Posso aggiungere una cosa così, forse ti lancio anche un assist, prima che magari se qualcuno ha delle altre curiosità, alzate pure la mano, però ti lancio un assist magari per l'ultimo punto. A questo proposito dobbiamo fare molta attenzione al linguaggio che utilizziamo, perché questo è importantissimo. Attraverso il linguaggio noi strutturiamo il nostro pensiero, attraverso il linguaggio noi comunichiamo e costruiamo anche queste rappresentazioni del mondo. La fisica come scienza utilizza un linguaggio, una lingua e un linguaggio, quello della matematica, che ci serve per descrivere, non per creare assolutezza. E come tutte le descrizioni hanno un inizio e una fine, hanno dei limiti. Quando riusciamo a costruire un nuovo paradigma eventualmente,
è perché quella descrizione è più efficace. Anche noi esseri umani, come dire, riusciamo a dare, ci sembra che quello che intorno a noi sia oggettivo, sia universale, perché è un effetto statistico, perché tutti quanti diamo la stessa opinione, idea su quel determinato aspetto che è accaduto. Ma è molto difficile pensare che esista qualcosa a prescindere da noi. E noi molto spesso diciamo, la fisica studia la natura, questa parola che può voler dire tutto e niente, che sembra quasi che noi non facciamo parte della natura, che è lo stesso motivo per il quale pensiamo che la scienza sia assoluta, mentre la scienza è un'invenzione dell'essere umano, in quanto tale. E quindi non studia qualcosa a prescindere da se stesso, è esso stesso parte dell'esperimento. Quindi dobbiamo fare molta attenzione al linguaggio che utilizziamo, perché con quello si creano delle strutture di pensiero, dei paradigmi concettuali, che qualcuno in ambito didattico chiamava primitive concettuali, che ci danno sempre questa idea di un qualcosa che a prescindere da noi. È proprio questo aspetto statistico del ritrovarci, cioè del fatto che tanti di noi dicono la stessa identica cosa su un determinato fenomeno, allora quell'implicazione logica lineare, allora è vera. Anche la fisica ha sempre fatto così, tanti esperimenti, e continua a fare così, tanti esperimenti ripetuti in condizioni differenti ci danno lo stesso risultato su quella determinata misura, su per esempio la proprietà di un elettrone, l'interazione fra due elettroni, o su, non lo so, lo scontro fra due stelle di neutroni, allora funziona così, allora quel paradigma ha senso di esistere. Non appena tante, di nuovo statisticamente, informazioni sono discordanti rispetto a quel fenomeno, forse possiamo mettere in crisi quel paradigma. Allora qui faccio io la domanda alla moderatrice, mi trasformo in moderatore. Come facciamo allora ad avere fiducia nella scienza? Come che si sviluppa il consenso nella scienza? Mi faccio io la domanda da solo, ne approfitto visto che c'è un microfono e lo faccio anche a Roberta e a Francesca. Questa era la domanda che io avevo preparato per voi in realtà. Facciamo così, io lascio rispondere a Roberta per quanto riguarda la concezione di Kuhn. Ok? Nel frattempo, se non vi agitate troppo, vi rimetto una di quelle immagini che abbiamo scorso prima velocemente, però non vi dovete emozionare troppo, ok? Quindi il consenso. nella scienza. Nel momento in cui non c'è un algoritmo, non solo per la scoperta, no? Cioè non ci sono dei protocolli che possiamo seguire per fare scoperte scientifiche. E nel momento in cui non c'è, secondo Kuhn, neanche un algoritmo per la scelta tra le teorie, entra in gioco il consenso, cioè la comunità scientifica a un certo punto converge su un paradigma. È irrazionale questo comportamento? No, ci sono delle buone ragioni. Le buone ragioni hanno a che fare con quei valori cognitivi di cui vi parlavo prima. Prima Matteo ha detto che la fisica di Newton spiega con un'unica formula un'intera famiglia di fenomeni. Vedete la semplicità della teoria? Oppure, quando Copernico a un certo punto decide di tirare fuori una vecchia teoria sul cosmo, e cioè l'eliocentrismo, il sistema aristotelico tolemaico era diventato talmente complicato da essere una sorta di mostro. Quindi le buone ragioni sono queste: la semplicità, l'ampiezza, quindi il consenso non è irrazionale, però se noi pretendiamo di avere l'algoritmo, no, questo non ce l'abbiamo. Cioè la razionalità umana ha dei limiti, ma non vuol dire che il consenso sia nella sostanza, alla fine, ciò che determina il consenso sono le buone ragioni. Ecco. Sì. Allora, in realtà, proprio sul punto della semplicità, qualcuno diceva non necessariamente le teorie funzionanti devono essere semplici.
ma se uno ammette che la semplicità sia uno dei criteri fondanti, mi chiedevo, non è un po' Kant che entra a gamba tesa mi spiego meglio, nel pensare che la scienza sia proiezione del pensiero umano e nel momento in cui per l'umano è troppo complicata, forse sto prendendo la strada sbagliata per raccontare la natura che ho intorno. Non so se mi sono spiegata, cioè mi chiedevo se il criterio della semplicità sia un criterio oggettivo o è un criterio che invece per oggettivo insomma c'è un altro modo dietro, oppure è il riflesso del concetto base che la teoria sia in realtà l'unico modo in cui la mente umana può comprendere la realtà. Immagino, Vabbè, sì, io posso aggiungere qualcosa, però. Allora, io risponderei così. Intanto i valori cognitivi possono essere interpretati diversamente, cioè voglio dire, non sono totalmente oggettivi, scordiamoci anche questo, perché uno scienziato può vedere la semplicità in qualcosa, un altro scienziato la può vedere in un'altra cosa, oppure ci può essere una differente gerarchizzazione di questi valori, cioè una teoria può essere meno semplice ma più potente o viceversa, quindi già qui abbiamo insomma, dobbiamo tenere conto che anche in questo caso non disponiamo di una tabella di valori cognitivi, come dire, mettiamolo automatico, non è così. Allora, per quanto riguarda invece la seconda, cioè la parte della domanda dove hai fatto riferimento a Kant, cioè al fatto che comunque, ma è la mente umana che alla fine impone, no, le sue categorie alla natura. Allora rispondo perché in effetti la filosofia della scienza di Kuhn è una sorta di neocantismo, però se i ragazzi non tutti hanno fatto Kant non mi seguiranno, ma però per quelli che l'hanno studiato dico solo questo. A differenza di Kant, per Kuhn, quelle che per Kant erano le forme a priori uguali in tutti gli uomini, per Kuhn si evolvono. E quindi, prescindendo da Kant, tornando un pochino a quello che abbiamo detto prima, dal punto di vista di Kuhn, comunque la natura che è là fuori è sempre in grado di vincolarmi. Cioè, quindi sì, c'è la componente soggettiva, no? Tenendo per soggettività qui il mondo umano, la mente umana, ma io non è che qualunque teoria io mi costruisca, per esempio, mi costruisco una teoria che è, come dire, semplice, no? Che risponde al criterio della semplicità, ma non è detto che si agganci al mondo, cioè l'esperienza continua a vincolarmi, non mi vincola in maniera unica, però mi vincola, cioè mi mette dei paletti su quello che io posso elaborare. Quindi certo che c'è del nostro, c'è della mente umana, c'è molto nella scienza della mente umana, ma c'è anche qualcosa, c'è una relazione reale col mondo esterno. Ci siamo interrotti prima sul ruolo del consenso, come funziona il consenso nella scienza, in particolare nella ricerca di oggi. Su questo volevo approfondire un attimo, perché per darvi uno spaccato di quello che è il mestiere del ricercatore. Al consenso si arriva in maniera molto dolorosa, devo dire. Non è un processo molto dolce, delicato, dove tutti ci riuniamo in una stanza e con molta tranquillità convergiamo su una teoria, convergiamo nel dire che questi dati ci stanno spiegando questo fenomeno in questa maniera. Ma ci sono stati degli episodi in passato e anche nella storia recente in cui ai congressi dove ci si confrontava su una certa tematica c'erano delle vere e proprie discussioni accese tra fisici, astrofisici e quant'altro.
E durante queste discussioni ovviamente non vince chi urla più forte, non è questa la regola. La persona che vince, o meglio, non la persona, l'idea, perché poi non è una persona ma è l'idea che porta avanti, che emerge, è quella che riesce a spiegare meglio quel fenomeno fisico. E non è facile perché poi dovete immaginare per esempio un ricercatore che per 10 anni si è occupato di un certo settore della fisica, cercando di verificare i limiti di quella teoria in particolare, e dopo 10 anni lo mettono magari di fronte al fatto che non ci aveva capito niente, nel senso che deve completamente abbandonare quello che riteneva fosse la teoria giusta, la teoria perfetta. O d'altra parte ci sono casi ancora oggi in fisica all'ordine del giorno in cui quando un esperimento dà dei risultati un po' strani, allora c'è un fervore incredibile, soprattutto da parte dei fisici teorici, perché loro si scatenano per trovare nuovi modelli, nuove teorie che ti dimostrano il perché tu hai ottenuto quel dato. E a volte con tutto questo entusiasmo si può prendere anche un abbaglio, si può andare in errore. Quindi non è un processo immediato, per esempio quello della meccanica quantistica, quanti anni ci sono voluti per formularla e per abbandonare tutti quei concetti, quel senso di sicurezza che dava la fisica classica, no? È stata una cosa lunga, sofferta, però questa è l'essenza del progresso scientifico, giusto? Condivido. Posso fare, certo. Aggiungo brevissimamente, perché poi così scappiamo tutti, quel fervore, quel fermento, quelle bollicine della campanella che sta per arrivare, che ci piace tanto, visto che è quasi ora di pranzo. No, aggiungo soltanto 2 aneddoti, di nuovo per contestualizzare quello che è stato detto, perché, come dire, la storia della scienza ci serve perché conoscere il passato ci aiuta poi a costruire il futuro, il presente e il futuro. Cosa è successo? Allora, abbiamo citato delle personalità, come dire, dei singoli, perché in passato si poteva lavorare anche da soli. Newton, Galileo, Aristotele, tutti nomi di maschi, purtroppo, che hanno costruito una visione, delle rappresentazioni, che quindi in quanto tali sono sempre molto personali, sono viziate dal proprio vissuto, da ciò che si conosce e dalla propria rielaborazione di quello che accade. La meccanica quantistica, la fisica delle particelle è invece un lavoro corale. Non si dice mai la meccanica quantistica D, la fisica delle particelle D, come anche le visioni cosmologiche che abbiamo, c'è il modello di X, Y, Z e così via. Tant'è che questo è anche, come dire, il processo di evoluzione della scienza. Per fortuna si sta arrivando a una scienza corale in cui il contributo è di tutti, mentre ci sono ancora forme di riconoscimento che sono dei singoli, che sono un po' anacronistiche. Ogni riferimento è puramente casuale, se lo intuite fra le righe va benissimo. Cosa è successo nel passato? Per parlare di com'è che si costruisce anche questa fase di consenso e di semplicità, ci vuole tanto metodo. Einstein da questo punto di vista è stato molto bravo, perché lui il metodo per costruire una teoria ce l'ha dato. 3 ipotesi. E poi lo studio delle conseguenze logiche di quelle 3 ipotesi di base. 3 ipotesi sono: la velocità della luce uguale in tutti i sistemi di riferimento è sempre quella, cioè in qualsiasi luogo voi siate nell'universo e in qualsiasi modo voi vi muoviate, la luce si muove sempre alla stessa velocità. La massa inerziale, cioè quella che misura la vostra resistenza al moto, e la massa gravitazionale, che è quella associata alla forza di gravità, sono uguali. Questa è un'ipotesi di partenza, cioè costruito un principio, in quanto tale è indimostrabile. E la terza, le leggi della fisica devono essere uguali per tutti gli osservatori, cioè che se voi siete su Marte, sulla Luna, siete accelerati, siete fermi, alla fine dei conti, se questa cosa sta accadendo punto e basta. Poi sulla base di come voi siete potete interpretarli in diversi modi, ma c'è un modo per mettere in relazione le 2 osservazioni. 3 ipotesi, una rivoluzione. Questo è stato il metodo che tipicamente funziona, quello che ha costruito qualcosa di nuovo. Galileo ha fatto la stessa cosa, esperimenti. Basta pensiero teologico, nel senso anche un po' newtoniano del termine. Quando a Newton gli si chiedeva ma com'è che alla fine dei conti il Sole riesce ad attrarre la Terra? Sono lontanissimi, perché noi siamo abituati alle interazioni di contatto. Come fa? La risposta di Newton era alla fine che esisteva una qualche forma di divinità alla quale veniva consegnato il destino del moto dei corpi.
perché non si riusciva a trovare quale fosse l'essenza prima. Nel caso di Einstein è stato eliminiamo completamente quest'idea di forza e movimento, è il risultato dell'interazione. È sufficiente? No, perché altrimenti conosceremo benissimo tutti i fenomeni che accadono nel nostro universo, in ambito astrofisico, invece non ci basta. Non riusciamo, per esempio, a mettere in connessione l'infinitamente grande, passatemi questi termini molto abusati, con l'infinitamente piccolo, cioè la fisica delle particelle e la gravità sembrano non parlarsi. Quindi serviranno nuove idee, nuovi costrutti che si basano sugli elementi che anche Kuhn e anche Roberta ci ha delineato qui oggi, aggiungendo un po' tutto quello che abbiamo visto succedere nella storia della fisica, per creare un nuovo consenso. Il consenso non è mai immediato. Tutti quelli che hanno portato nuove idee sono sempre stati presi per pazzi, per pazzi, per pazze, gente che sprecava il loro tempo, perché era molto meglio continuare a ragionare su qualcosa che è assodato, che si vede che funziona. Salvo poi arrivare a un certo punto in cui qualcosa non funziona più, e allora quei pazzi, quelle pazze hanno, come dire, ragion d'essere anche a livello di consenso. Quindi abbiate fiducia, questo è, come dire, quello che ci insegna la storia della scienza, abbiate fiducia nelle vostre idee, se sono ben poste e se sono ben strutturate con metodo, perché al di là dei riconoscimenti e del consenso che la scienza ci darà, avrete sicuramente soddisfatto una di quelle grandi domande che partono da voi, che ci consentiranno di creare progresso. Questo un po' ci ha insegnato anche la storia della scienza, secondo me. Grazie. Allora, pensavo di aver visto una mano alzata, no? Fermi tutti. Allora, direi che chiudiamo qui, lasciatemi ringraziare nuovamente la Cinotti che ci ospita. Fermi là, 2 secondi, ci metto solo 2 secondi. E le scuole che stanno, le scuole Grete, il dottor Isiotto, la professoressa Vacca per l'aiuto nell'organizzazione, la professoressa Roberta Usciga, con cui è stato veramente un piacere organizzare questa chiacchierata, dottor Matteo Tuveri, voi ragazzi, spero sia stata una chiacchierata molto utile, spero vi abbia dato nuovi spunti, quindi se avete domande abbiamo anche il canale social, potete trovarci in qualsiasi momento. Grazie a tutti.